Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un Tea chiamato che lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, laudato sia sempre in ogni loco Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Socu felici e onorato, olbiesu con l'olbiesi, d'accompagnarvi in questo momento volti e sintuto di pregadoria. Un saluto affettuoso a tutti i canti oi, all'autorità presenti, li confrati sacerdoti, li confrati di la Santa Croce e all'uomo caro Don Gianni che mi ha invitato a presidere lo rito solenne in questa antica e cara parrocchia di Santo Paolo Veggio, assegnata alla sua cura pastorale. A Iddu auguremo una pronta e piena ripresa in salute. Prima di dare istruzioni agli confrati di vallo pietoso rito della deposizione di Gesù Cristo dalla croce, volaria insieme a voi mira la Zocara. La lingua gadduresa ci aiuterà a recuperare le radici religiosi, culturali e storiche di un bel di noi e ci ammenterà i nostri antichi che precani cori a cori con lo Signore, con la lingua, gli sentimenti, i pensamenti e la cultura che hanno a disposizione. Attirerò tutti a me, soli parole di nostro Signore agli giudei e a tutto il mondo, e avali la nostra alzata di occhi e fissa il suo sguardo, gli occhi nostri e i suoi occhi, i nostri cori e il suo cori. Non abbidesa né parenzia, dice il profeta Isaia, eppure noi sappiamo che ha una bidesa che non ha nulla a che fa con la bidesa di uomini, e tutti siamo attratti da Iddu, credenti e no, ardenti e melini, distratti e attenzionati, niciosi e rudi, giovani e vecchi, nessuno può ambarare indifferenti. E sapete perché? Perché Iddu è l'uomo dei dolori, e il suo dolore è lo patimento del mondo intero, lo patimento degli vittimi della violenza, degli giusti perseguiti, degli stessi innocenti, di chi va bene e non è compreso né accettato, di tutti quelli che patiscono l'orrore delle guerre, dello sfruttamento, della malitudine e mala comprendi, di chi che hanno perduto tutti e tutto, lo patimento di ultimi, di tutti i crocifissi che appiccati agli vulchi delle carretti di lumari, di tutti gli almi, di tutti gli interessi economici, di l'orrori, di la malitù,
intaigano la nostra coscienza e ci costringono a pigliare una posizione che non ci permette di risolvere la malattia con poche parole di circostanza, che non ci permette di chindare la cara all'altro lato, che non ci permette di dire la voluto Iddio, si salvia per conto suo, si è davvero figliolo di Dio, si c'è davvero un Dio che si piglia cura di l'uomo. Figliolemo l'occhi che hanno fatto a bicco e a paro con le speranze, l'attesi, li cioi, l'affascio di tutti gli uomini di suo tempo, di d'ugna uomo, di d'ugna tempo. Occhi che hanno visto le cose di la terra, rimandendo sempre alla realtà e di cielo. Occhi che paltino da basso e poltano in alto. Abbiamo bisogno di chi s'occhi, abbiamo bisogno di chi s'alzata d'occhi di cielo per comprendere come camminare innanto alla terra. Abbiamo bisogno della trasparenza di chi s'alzata d'occhi per comprendere che non tutto compri chici, per comprendere che c'è un cielo che ci permette di vigiolare il mondo dalla terra allo cielo e non dallo cielo alla terra, che ci permette di vigiolare la cara di fratello e della sorella, non come abitanti cassisia della stessa terra, ma come schinchidda di Dio, che mi preconta d'ugna di fratello, un disegno, io ho bisogno di te, comprendi che soco, ho bisogno di te, parri a Dio, amico di l'omini e salvatore di tutti, uomo culomini e Deo palomini. Ho bisogno di Dio, ho bisogno di te. E abba, fratelli e sorelle miei, con tutta la nostra vita e la nostra diuzione, anzi, precontendi ad ananzi a chi sta cara santa sfigurata, che con la sua obbedienza anticipiglia la nostra salvazione, da aumentare la nostra vita, seguimo il rito sacro dell'iscravamento e saremo Giuseppa d'Arimatea e Nicodemo, saremo Maria Santissima, saremo le femmini amiche dello Signore, saremo la gente assucconata, saremo Giovanni l'amato, i discepoli timorosi, la gente curiosa, i capi befulani, saremo l'umanità da rimani, d'oggi e di sempre, il lubè e il lumali. Fede, la nostra devozione, anzi, chiedendo dinanzi a questo santo voto assicurato, la cui bellezza e anticipazione della nostra salvezza. Seguiamo il rito sacro della deposizione. Saremo Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, saremo Maria Santissima, saremo le donne amiche di Gesù, saremo la folla sgomenta, saremo Giovanni l'amato, saremo i discepoli timorosi, la gente curiosa, i capi beffardi, saremo l'umanità di ieri, di oggi e di sempre, nel bene e nel male. Mentre il coro, il Via Folk Ensemble, ha intonato il canto Nomi Giamedas Maria.
Giuseppa d'Arimatea e Nicodemo, accostetevi alla croce, inginocchietevi e preghieti in cori ostro ad annanzi allo Signore crocifisso. Abba andete unde Maria, la mamma di nostro Signore, la mamma nostra, e domandeteli lo permesso di esponere nostro Signore, figliolo soio e nostro fratello, dalla croce. Fetilo con frizione, la mattesse frizione di Cassacosta lo dolore di una mamma che ha perduto un figliolo, ma che è cosciente d'essere diventata mamma di tutta la Chiesa e per la Chiesa di tutta l'umanità. Abba, torretevi ad accostare alla croce, alzeti innanto alla scala e staccheti dalla volca di Roma lo colpo piagliato di nostro Signore. Romano, il corpo piagato del Cristo. Mettiti la vascia in tondo allo sochinto, che sia lo seguimento degli mani ostri, e gli mani ostri ci sono le nostre mani. Ponete la fascia attorno al suo corpo, che sia il Buchetini prolungamento la delle corona di vostre mani, spini, e nelle vostre mani ci sono le nostre mani. inutili supprizio inflitto allo Re divino, feti le idee alla ienti, perché possi avvenirà l'usigno di la regalità e s'ammentia che Casselvi davvero soffre davvero per lo bene di tutti. Togliete la corona di spine, inutile Bagetila supplizio inflitto al re, mostratela al popolo, perché possa venerare il segno della e regalità e si puglitila ricordi che chi agli serve discepoli realmente vostri soffre affinitori. realmente per il bene di tutti. Baciatela e porgetela ai discepoli Bagetila vostri ancora aiutanti, voi baciatela anche voi e porgetela e alla Madonna. puglitila alla Madonna. Affideti la corona a Maria, femmina di dolori, la dichiarà come una reliquia preziosa, come ha sempre aldiato le cose di lo figliolo. Affidate la corona a Maria, donna dei dolori, la Avali custodirà tu come reliquia Giuseppa preziosa, d'Arimatea, come ha sempre o custodito mosaio di le cose del Israele, Figlio. pietoso giudeo dagli sentimenti nobili, tostani lo chiodo dalla mano destra di lo Signore e la mani della benedizione, degli carigni, della viltenzi, dello spaltino pani. E adesso tu, Giuseppe di Matea, uomo saggio di Israele, pietoso Fai giudeo, mechi su chiodo alla togli il chiodo alla ienti, mano destra del Signore Gesù, la mano della figlio di benedizione, delle patimenti e carezze, del d'amori monito, donato. dello spezzare il pane. Bacia lo chiodo e fallo baciare a Nicodemo, poglilo ai discepoli e bagetelo in segno di riguardo e di venerazione. Bacia il chiodo e fallo Detelo a baciare va anche a agli Nicodemo, femmini porgilo gli ai ostri, discepoli, baciatelo anche voi, in segno di rispetto e di digli venerazione. come solo le femmini sani va, lo coglieranno con delicatezza a Maria Datelo alle piedonne, e loro lo come solo poneranno le agli suoi donne sanno piedi. fare, lo porgeranno con delicatezza a Maria e lo deporranno ai suoi piedi. Nicodemo, amico dello Signore, che la notte andai a intalgallo e lo ritiro di Gerusalemme, che prima ti midi mettetti in vista e a bali fai e sfai ad ananzi senza timi, tostani lo chiodo dalla mano sinistra di lo Signore. Si rivolge a Nicodemo, il predicatore, togli il chiodo alla mano Bacialo sinistra del Signore, bacialo e fallo baciare anche a Giuseppe d'Arimatea,
in memoria di quelle tenerezze che le mani esprimono nei confronti dei bambini, dei peccatori, degli emarginati del mondo. Il lamento di chi di carigni che le mani esprimini nei confronti degli stegli, degli piccatori, degli scaltati del mondo. Affidetelo agli discepoli che sono ai piedi della croce, baciatelo ancora voi con devozione. Affidatelo ai discepoli che sono ai piedi della croce, baciatelo con devozione anche voi. Che lo presentano alla Madonna e lo sponino agli sopedi, sapendo che la femmina di dolori ha lo cuore viruto, ma la sua alzata di occhi è per tutti gli chiodi dell'umanità è viruta. È stato consegnato alle piedonne che lo presentano alla Madonna e lo depongono ai suoi piedi, sapendo che la donna di dolori ha il cuore trafitto, ma lo sguardo rivolto a tutti i chiodi dell'umanità dolorante. Poniti agli piedi della croce e tostani lo chiodo che ha provato a filmare lo Signore, sapendo che lo suo Evangelio si muove per la potenza dello Spirito Santo e l'azione della Chiesa in ogni tempo e in ogni luogo e non si può filmare. Fai rechi su chiodo la moltitudine. Nicodemo è stato invitato a scendere dalla croce, di dare testimonio dell'Evangelio in ogni aguccio della terra. E ci mostra ammenta il chiodo al pure i popolo, piedi dei crocifissi, ci ricorda la necessità di testimoniare il Vangelo in ogni angolo della la terra. terra calcicata dagli piedi di addoloriti è un terreno sacro. Dai lo chiodo agli uomini di Otti, che lo presentano a Maria, esponendolo agli soperi. Femmina abituata a camminare da Nazareth, da Betlemme all'Egitto, dall'Egitto torna a Nazareth e da poi fa tutta la Palestina, seguendo all'uvidolo e mastro, imparendici a seguire i sotratti d'ogni vidi la nostra ita, e tendici sempre di va, chi iddu, lo mastro e signori, ci dicerà. Ecco, date il chiodo alle piedonne che lo presentano a Maria deponendolo ai suoi piedi, donna abituata a camminare da Nazareth a Betlemme, all'Egitto, in tutta la Palestina, seguendo il figlio, insegnandogli a seguire le sue orme ogni giorno della vita, dicendoci sempre di fare quello che lui, il Maestro e il Signore, ci dirà. Giuseppe di Arimatea, con l'aiuto degli altri discepoli, depone il santo corpo del Signore dalla croce. Mentre il predicatore invita a mostrare quel corpo martoriato d'esanimi al popolo perché lo adori. A tutta la gente, fai chi l'adorigini, e adorendi lo sammentini degli sconfitti della storia, sammentini che nessuno ha lo pilmissu desse causa di patimento palalti, sammentini che l'amore prattendi tutto lo nostro sforzo, senza ciavani, senza ritalli, senza scusi. E noi, figlioli cari, adoremo lo Signore e in lo silenzio domandiamo perdono e ringraziamo. Il predicatore ha ricordato che il popolo si deve ricordare che nessuna violenza è giustificabile, si ricordi che nessuno ha il permesso di essere causa di sofferenza per gli altri. Adoriamo il Signore, nel silenzio chiediamo perdono e ringraziamo. Partecipeti allo dolore di una mamma e tutto chi sia di conforto accanto hanno perduto un figliolo, un babbo o una mamma, un amico caro. Lo dolore possa essere l'incomencio di una costatura più manna tra l'uomini. Beati i cori spirrati che fanno i loco allo cuore di lo fratello e di la sorella in soffrimento. Avali, col che ti suai lo colpo di notte
la litera preparata per l'intarro. Adesso adagiate dolcemente il corpo di Gesù sulla lettiga preparata per la sepoltura. Cristo Iesu lamentoso, opera di misericordia corporali, non sia l'usigno di una vita, ma l'incomencio di una speranza. Da poi di lo buio la luce, da poi di lo dolore la gioia, da poi di la molti terrena lezioni e la ita che non ha fini. Questo gesto pietoso, opera di misericordia, non sia il segno di una fine, ma il principio di una speranza. Dopo il buio, la luce, dopo il dolore, la gioia, dopo la morte terrena, la risurrezione e la vita eterna. Il coro intanto esegue il canto Sete espadas de dolore, su coro mantra passato. Dirige il gruppo Olbia Folk Ensemble Cristiano De Rio.
fratelli e sorelle, ad ananzi a questo santo colpo venene un bel di pensamenti e s'agitigliano un bel di sentimenti. È facile onorarli molti, perché facci parte della nostra umanità è primitiva, ma noi siamo chiamati a fare lo sprofondo della molti, per tornare alzare la luce della risurrezione. Non siamo sottarrendi con semplicità e un molto e con ido la nostra vita, ma morimo con ido per poter risorgere da poi a vita nuova. Ido vale all'inferno per annunziare la salvazione. Ancora noi faremo con ido all'inferno della nostra vita e della nostra società per annunziare che il nostro Signore ci obbe e ci salva. E più ama e salva tutto quello che è più difficile amare in noi e l'alti, salva in noi e l'alti passoni. Ido si prepara l'ubuglio della molti alla luce della risurrezione. Tutto è silenzio, silenzio il mondo, silenzio i liquori, silenzio in tempo di buldeggio, chi lo più degli olti ci impidi di intendere la parola, chi Dio da sempre dirige all'umanità. Ti oddo bene, di un amore che non compri mai, ti oddo bene, di un amore che non ha fini. Amen Gesù. Il predicatore ha ricordato che Gesù si prepara nel buio della morte alla luce della risurrezione. Tutto è silenzio, silenzio nel mondo, silenzio nei cuori, silenzio in un tempo di rumori, clamore e chiasso che spesso ci impedisce di ascoltare la parola che Dio da sempre rivolge all'umanità. Ti amo di amore eterno. E ha concluso con la parola Amen Gesù. Il predicatore ci ha ricordato che Gesù scende negli inferi per annunciare la salvezza. Anche noi scendiamo con Lui negli inferi della nostra vita e della nostra società per annunciare che Cristo ci ama e ci salva, anche e soprattutto quello che è più difficile amare in noi e negli altri, salvare in noi e negli altri. Ci ha ricordato anche che è facile onorare i morti perché tutto questo fa parte della nostra umanità primitiva, ma noi siamo chiamati invece a scendere nell'abisso della morte per risalire alla luce della risurrezione. Quindi non seppelliamo semplicemente un morto e con lui la nostra fede, ma viviamo la morte con il Signore per risorgere con Lui a vita nuova. E ora viene messo in onda un video dell'assessore alla pubblica istruzione, nonché vice sindaco di Tempio, vice sindaco di Olina Serra. Anche quest'anno la nostra città celebra, grazie al grande lavoro della Confraternita Santa Croce, i riti della Settimana Santa. Il momento principale sarà quello di scravamento, la definizione di Cristo dalla croce il venerdì, per poi concludersi la domenica con l'incontro tra Maria e suo figlio Gesù Cristo.
Vogliamo continuare a sostenere questi eventi non solo per il loro valore religioso, per il loro valore della fede cristiana, ma bensì anche per il loro valore storico e culturale. Sono oltre 100 anni che la nostra città celebra questi riti grazie proprio al grande lavoro della confraternita che negli anni appunto ha visto protagonisti tanti uomini e donne della nostra città. Invitiamo tutti a partecipare a questi importantissimi momenti e auguriamo a tutti e a tutte le famiglie una serena Pasqua. È già in diretta a Padre Gianfranco. Per testimoniare davvero l'amore fraterno. Disponiamoci a questa processione e cerchiamo di viverla nella fede, nella speranza, nella carità e che il Signore ci aiuti anche noi a passare dalla morte alla vita perché amiamo. Buona processione a tutti. Ora, a partire dalla primaziale di San Paolo si snoda alla processione per le vie del centro storico, mentre a breve prendono posizione anche i confratelli. Intanto anche la gente si dispone a seguire con fede e devozione questo momento particolarmente toccante. Mentre inizia la fiaccolata, noi salutiamo tutti i nostri telespettatori di Teleregione Live e seguiamo comunque la diretta. Potete seguire le immagini che vi giungono nelle vostre case e buon proseguimento a tutti voi e sia davvero per tutti un momento di preghiera e di riflessione.